Dal 3 febbraio 2012 gli ospedali di San Donà di Piave e Portogruaro sono a misura di donna, tanto da potersi fregiare di un marchio di qualità, il bollino rosa. Ad assegnarlo è stato l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, il quale, i giorni scorsi a Roma, ha comunicato la lista degli ospedali a cui sono stati attribuiti da 1 a 3 bollini. Oltre alle attività specialistiche, oltre al cospicuo numero di ricoveri e prestazioni ambulatoriali erogate ogni giorno, gli ospedali di San Donà e Portogruaro hanno intrapreso una serie di iniziative e servizi orientati al femminile, conferma il direttore generale dell'AS 10 Paolo Stocco. Tra questi voglio ricordare l'ambulatorio dedicato al diabete gestazionale del servizio di diabetologia, la possibilità di usufruire della partoanalgesia epidurale, l'avvio del progetto La Forza del Sorriso che ha previsto, presso l'oncologia, l'allestimento di un laboratorio di make-up allo scopo di far riacquistare fiducia e positività alle pazienti in chemioterapia. Agli ospedali di San Donà e di Portogruaro è stato dunque attribuito il prestigioso bollino rosa.